Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento? Ma no, Ciano, no, sai che... Bon, lasciamo stare. Coccoli, proprio coccoli. Ma chi, scusa? Io e Brian? Ma no, cioè sì, voi siete coccoli, ma non stavo parlando di voi. Ma allora di chi parlavi? Dei muli che sta qua vis-à-vis. Ah, di Lori allora? Sì. Ma perché? Cosa hanno fatto? Ma per la cena, no? Per cosa se no? Ah, non so io, ma ancora là che gli pensi alla cena? Sì, beh... Rimulà, cioè qua, buono, Sì, qua. E abbiamo mangiato e via, e poi buono, e cosa è di pensargli? Ma sì, così pensavo che era brava di cucinare. Sì, buono, ma mai come tu. Sì, grazie, ma però comunque era tutto buono. Sì, beh, non era male. Ma Brian, a te ti ha piaciuto le lucaniche e i capucchi che abbiamo mangiato qua di questi? Ah, guarda, volessi mangiare ancora? Buono, però ha districato tutto. Ah, beh, gazzapà del nonno. Vuol dire che gli ha piaciuto. Ah, sì, però che strambo che è lui, no? Gian quello là. Ah, lui, Sì. sì, proprio un tipo, cioè, non so perché, che allergia che ha, che non voleva il presnicchio. Sì, il presnicchio. Sì, presnicchio. Sì, buono, ma non solo quello, era là, sentato, lontano, sempre con quelle mascherine indosso. Ah, sì, e quante mascherine, Sì. tutte insieme, neanche un dottore, Ah, beh, non so proprio. che non si decavava neanche per mangiare. Ah, no. Le tirava giù un attimo e dopo le rimetteva su subito. Ah, sì, è proprio un tipo, non ha neanche voluto giocare a carte. Sì, anche quello, ma forse non avrà avuto voglia. Ma no, che parlava di mettere il gel e giocare coi guanti, non so io. Sì, buono, però per fortuna alla fine ci abbiamo arrangiato Sì. e abbiamo arrivato a giocare lo stesso. Ah, sì, Vara, ma tu dimmi, abbiamo dovuto giocare a 3-7 col morto. Sì, è che lui non giocava, però era là, vivo. Vivo? Sì. Ti pareva vivo? E dall'altra parte... Giulio, Dimmi, cosa sta facendo ancora là? non ti vedi? Stavo disinfettando. Con la prima, se state 10 giorni che sono là che te stanno... Ma finché non viene qui della ditta che mo chiamà... Sì, ma è assurdo, non ti puoi stare là ogni giorno con spruzzina a disinfettare tocco per tocco tutta la casa. Loredana, ma te sa che tegno? Sì, so benissimo, ma te me l'ha fatto chiamare una ditta, cosa corri che te faccio che ti adesso? Ma finché noi viene, faccio mio il possibile, se per la sicurezza, Sì, la sicurezza, ma comunque che avremo da pagarli. Certo. E anche sazio. Ma Lori fa un grande lavoro di sanificazione, che se necessario. Sì, ma con tutti quei soldi, altro che Lugani che Capuzzi, facevamo una cena del pesce in un ristorante 5 stelle. Ah sì, a proposito, Dimmi. proprio di quel volevo parlarti. Di cosa? Dovevi portarmi in un ristorante 5 stelle? No, Ah, ecco. delle organiche. E cosa? Aveva qualcosa che non dava? Non era buone? No, era tutto buono, come sempre. E allora cosa c'è? Solo che stavo pensando che dovessi evitare di mangiare la carne. Orca, perché? Sei così buona? Loredana, guarda, non so che pensa di solito, ma tutti gli animali si allevati in serie, imbottiti di farmaci, di antibiotici. Boh, ma sarà anche, ma... E noi umani li mangiamo, te capissi? E se nutrimo de... Ma sì, boh, ma non sai che mangiamo. E se te che pensi, il coronavirus è nato da un pipistrello. Sì. E i pipistrelli, come tutti gli animali, sono portatori di virus, di malattie, mamma mia. Ho capito, ma non sai che te lo dà di mangiare un pipistrello adesso, no? Ma se te che pensi,
sì, anche i cani e tutti gli animali domestici se portatori del virus. Boh, ma non ti può dare mangiare neanche quei, eh? No, ma se gli animali in generale che sono pericolosi. Ma qua animali... Vuol dire che cosa che hanno anche mi paura di te? Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro con le mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.